Un'operazione che era scattata già nel mese di marzo, quando la Guardia di Finanza di Pordenone aveva sgominato un sodalizio criminale, soggetti che operavano nel commercio online di auto di lusso di provenienza tedesca, Porsche, Mercedes, Audi e BMW. Sono oltre 35 milioni di euro evasi, 1329 persone truffate in 97 province di tutta Italia e 20 persone indagate in diverse province, fra le quali anche Treviso e Padova. Solo in Veneto le persone cadute nella trappola sono state 265. L'inchiesta è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Udine, che ha disposto sequestri in Italia e all'estero per più di 5 milioni di euro. Grazie ad alcune agenzie di pratiche automobilistiche, il cui ruolo al vaglio degli inquirenti, la struttura criminale è riuscita in alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri a Treviso, Roma, Latina e Palermo a sottrarsi alle disposizioni di legge antievasive che non consentono l'immatricolazione di veicoli usati di provenienza comunitaria senza il preventivo assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA. L'indagine ha fatto emergere ulteriori attività criminose nelle operazioni di vendita. Gli autoveicoli commercializzati risultavano spesso subire una riduzione del chilometraggio del 50-70% di quello reale, agendo sul software e sulle centraline elettroniche dei mezzi. Le manomissioni avvenivano in 2 autofficine a Padova e nella provincia di Treviso. Non solo, ma una volta incassati gli anticipi e talvolta l'intero corrispettivo, non veniva consegnata l'auto. Spesso poi venivano avviate plurime trattative per le cessioni del medesimo autoveicolo a più acquirenti. Le Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, ha disposto sequestri per 5 milioni di euro, oltre a 2 ville, 3 appartamenti, 75 autoveicoli e 21 orologi di lusso, e addirittura nell'abitazione di uno degli indagati una esclusiva cantina costituita da 561 bottiglie di vino e liquori.